Ok. Allora, prima ho avviato Outlast. C'erano Sir Pierluigi, non so come il microfono qui era attivo, ma nella scena era mutato, quindi e nessuno mi sentiva. Control adesso, vediamo un po' se ti trovi, se c'è qualche problema, qualche casino. Allora, un attimo che rimetto tutte le chats. Allora, ne facciamo così. Ma noi dobbiamo vedere una cosa, quindi, così. Sì, sì, c'è una bella cosa da vedere. Ah. Allora, avvisatemi in chat. Christian, dimmi appena ci sei. Dico, aggiornate. Io mi soffio e dico faccio Allora, soffio. Oh, Pierluigi. io anche se non parlo, sono il Stavo giocando. Pierluigi, tu puoi fare ciò che vuoi. Sì. Anche tu aspettando Re Fantasio. Indovina Gianmarco cosa ha detto? Secondo te cosa ha fatto stamattina? Una cosa a caso, Pierluigi. Spara una cosa. Ok, penso sta andando bene, tutto Così. caruccio, tutto sistemato. Bravo, così. Allora, aspettiamo che appare Christian, che c'era fino a 2 secondi fa. Vediamo se è riuscito a rientrare. Così. Così. Eccoci qua. Ecco, Cristian. Allora, dove eravamo rimasti? Siamo Ah, entrati nel Cotto. Federal Bureau of Control. Nelle precedenti puntate di Re- No, no, Renzo. Control. Siamo arrivati qua. Non sappiamo come, non sappiamo perché, ma sappiamo che Jessie, la protagonista, stava cercando questa organizzazione per qualche motivo. E dobbiamo andare a trovare sto telefono rosso. Nel frattempo c'erano alcune domande che potevamo fare a lei. Don't hesitate to ask me anything you want to know. Vai, There are domande. the hotline should be in the communications department. Dovrebbe. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is in Journalin. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. No. Wouldn't want that. No. La oldest house. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How did I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention. Unless you're purposely trying to find it, you don't. Which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. Eccolo. È arrivato anche lui. Okay. Ecco spiegato il perché di quella nota che abbiamo trovato all'inizio. Il palazzo è un luogo del potere, quindi se tu non lo vuoi trovare davvero con tutto il cuore e l'anima, tu il palazzo non lo vedi neanche. Sì, molto comodo. Quindi quale migliore rifugio per un'organizzazione governativa che non vuole farsi trovare? Nessuno. Oh, questo è un bunker sotto chilometri e chilometri di terra. Mi preoccupa il per tenere a bada le cose che abbiamo qua dentro. Sì. Va bene. Del Beh, direttore bene da invece? affrontarmo. This trench guy. Sì. È a posto. Picturing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense. But in
your gun. Maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. That's just a hypothesis on my part. I need the gun to research it. No, se ci dai la pistola non ci possiamo... I think I will. Yeah. Allora, gli oggetti del potere. Object of power is exactly. This is all. Well, don't worry. I love going over the basics. So objects of La power plot armor di Batman si sta guardando le spalle. and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the pure utilitarian sense. Got it? Allora, quello che ha detto lei. Quello che ha detto lei. Gli amplificatori, invece. Stop you from becoming a Hicks. It seems that way. I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. And each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just pass them out. Quindi His behavior makes me wonder what exactly he knew. il dottor Darling I'm sure I'll have more questions soon. qualcosa potrebbe saperlo, però loro dicono di non vederlo da un po'. Abbiamo scoperto che cos'è un pochino questo palazzo. Adesso possiamo un attimino esplorare. Allora, ci dà il suggerimento di andare di qua. Noi dobbiamo andare al reparto comunicazioni. Possiamo aprire la mappa. Eccoci qua. Ecco, ragazzi. Salve. Salve. Qui è tutto chiuso. Qui invece. Salve. Eccolo qua, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Fuca. Fucate. Ce ne sono altri? Che cos'è qua? No. No, qua non riusciamo ad andare. No, di là non ci andiamo. Salve. Oh cazzo, eccoli. Attenzione, ricarica, ricarica. No, no. Fuca. Fuca. Arisuka. Barriera IS. Non sono gli automaton, no, no, sì, non sono gli automaton. Un attimo. Guarda la luce. Ok. Forse è passato. Allora. No. Ha fatto finta il bastardo, capi? No. Ok, quindi giustamente le barriere che abbiamo visto prima. Quindi l'IS cosa vuole? Comunicazioni di qua. Anche se di qua è chiuso. Possiamo andare... Innanzitutto c'è una porta qua. E c'è un cesso. E c'è un documento. Notifica di aria instabile. A causa delle recenti fluttuazioni nel punto di controllo più vicino, il livello di stabilità di quest'area è stato abbassato a giallo. Tabella di riferimento. Verde stabile. Giallo bassa possibilità di alterazioni inattese dell'edificio. Arancione alta possibilità di alterazioni inattese dell'edificio. Rosso frequenti e inattese alterazioni dell'edificio. Quindi il palazzo cambia. Come le scale di Harry Potter. Solo un pochino più grosso. Allora. Reparto comunicazioni. Non possiamo entrare di qua. Possiamo andarcene per di qui. Salve. Lettere non recapitate. Brutta situazione, sì. Brutta. Salve.
È uscito qua. Oh, sì, sì, sì. Merda. Luca. La barriera si riesce a togliere con un attacco fisico. Dov'è l'altro? Luca. Sì. No, no, ricarica, 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 ricarica. Ok, e purifichiamo il posto. Ecco qua, abbiamo purificato sta zona. Al palazzo piace cambiare. E anche troppo. Decisamente. Ecco qua. Allora, esaminiamo un pochino giù a sto punto. Purifica i punti di controllo per sbloccare i viaggi rapidi. Allora, vediamo un po' qua se c'è qualcosa. Allora, documento. Club del libro. Penny. Il club del libro dell'agenzia si riunirà al solito posto al tavolo nell'angolo della mensa alle 17 di giovedì. Attualmente in discussione Alessio di J. Brooks. Dovete consegnarmi la vostra recensione entro lunedì ora pranzo, così potrò creare alcuni spunti per la discussione prima dell'incontro. Va bene. Penny Bartwell. Va bene, facevano anche un club del libro. Sai com'è tra un palazzo che cambia e un altro, no? Ecco, allora, qui c'è una TV. Va bene, Cristian tutto a posto, ride. no? Christian, vabbè, c'è una TV, c'era questa puntata qui. Poi uno nota che la protagonista ha i capelli rossi come noi. Poi vuoi notare che mentre noi stiamo cercando il fratello, lei in realtà nella serie sta cercando la mamma. Sul documento c'era il logo del Federal Bureau of Control. Abbiamo già visto in qualche altro titolo come ci arrivassero dei messaggi tramite No, le televisioni. Mi sembra di ricordare qualcosa. no, Cristian, no. non mi sbaglio. No, credo di no. Vabbè, sarà una coincidenza, una formalità. Credo che ti sbagli, vabbè. Capita, capita. Allora, presidenti defunti. A chi di competenza? Sono stato contattato dagli ex presidenti degli Stati Uniti d'America. Mi sono apparsi come spiriti guida, donandomi la loro saggezza. John Adams ha continuato a dichiarare che devo sistemare l'America, ma non riesco davvero a comprenderlo. Hanno tutti diverse opinioni. Continuano a dirmi che mi sono immaginato tutto, ma Theodore Roosevelt mi ha mostrato come riparare il mio Tosaerbe e non sapevo nulla al riguardo. Spiegatemi questo. Ho alcuni grandi uomini ormai defunti che mi parlano del passato e del presente. Se volete usare le mie capacità per gestire il governo, fatemi sapere. So che potrei essere utile alla Casa Bianca. Con sincera ammirazione, James Bartholomew.
quindi, giustamente, visto che il Bureau of Control tratta di cose particolari, la lettera del pazzo che sente le voci degli ex presidenti degli Stati Uniti non gliela metti. Allora, c'è anche qualcosina qui sopra. Allora, c'è un'altra cassa qui. Quindi ci arrivano forse dei messaggi, forse una serie realmente esistente, chi lo sa. Pesce canterino, spettabile governatore. Ho chiamato polizia, ma mai arrivati presso casa mia. Avevo grosso problema e dovete mandare qualcuno per sistemare. A mia moglie regalato uno di quei pesci canterini da appendere su parete. Non è vero pesce, canta quando si preme pulsante, ma demonio c'è in lui. Di notte svolazza in giro cantando canzoni demoniache e dicendo parole brutte. Il demonio è entrato nella mia casa con quel dannato pesce e dovete occuparmi di lui. Mia moglie è molto sconvolta e quando arriverete? Saluti Dwayne Barr. Quindi nel mondo ci sono vari oggetti del potere, arrivano segnalazioni un pochino particolari, però come fai a distinguere una reale segnalazione di un oggetto del potere esatto. da un deficiente che in realtà non sta bene con la testa? Allora, qui ce n'è un'altra. Spettabile direttore Trench, mi piacerebbe ringraziarla per aver approvato la mia richiesta per l'archivio della posta non recapitata. Catalogare tutti i messaggi non recapitati in possesso dell'agenzia ci fornirà un database estremamente utile, che le squadre di ricerca potranno usare per trovare eventuali connessioni o argomenti correlati tra le lettere. Oltre agli scopi più operativi, l'archivio ci consentirà di preservare tali immagini di incontri umani con il mondo paranaturale. Le lettere sono arrivate qui da vari luoghi e momenti, raccolte dal servizio postale come non consegnabili. L'agenzia è il luogo perfetto per consegnarle. Comprendo che con tutte le lettere includano materiali relativi a veri eventi paranaturali, ma persino quelle false ci consentono di ricavare informazioni su come l'ignoto sia percepito dalle persone reali. Ovviamente, prima compilerò un sistema che ci consentirà di analizzare le lettere per rilevare qualsiasi informazioni o presunte connessioni con gli EMA e altri materiali alterati. Perciò grazie di nuovo, non vedo l'ora di immergermi nelle mie lettere non recapitate. Allora, quindi tutte le segnalazioni anche a Katsum venivano girate qui. E possiamo vedere altro? Allora, possiamo andare innanzitutto qui dentro. E c'è un'altra TV. Ecco qua. Floppy disk. Grazie mille, dottor Darling. Sì, sì, il floppone. Il floppone. Quindi, ecco, questa è la cosa. Gli oggetti del potere sono anche una sorta di contenitore per i sentimenti umani. E questo floppy è diventato un oggetto del potere. Quindi possono essere ovunque. Allora. Vediamo se abbiamo... No, no. Stiamo bene così. Non ti bloccare dietro le porte, Jesse. Che cazzo è successo? No, 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 Aglia. No, 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 no. Vai via, vai via.
Qua ce la facciamo. Attenzione. Lui è corrotto dall'IS. Vieni qui. Con le persone abbiamo visto che non riusciamo a purificarle. Magari gli oggetti sì? E c'è il consiglio. Quindi c'è questa entità superiore, il consiglio, che è collegato agli oggetti del potere. Sono presenze mistiche. Però siamo riusciti a sbloccare e a purificare l'oggetto del potere e ne abbiamo acquisito le capacità. Quindi noi possiamo usare possiamo lanciare gli oggetti. Abbiamo la telecinesi adesso. Che non è male. Che non è male. Si prende un cubo e lo butti qua. Ecco qua, a posto. Grazie. E li possiamo lanciare anche addosso ai nemici. Luca. Luca. Suka. Ehi tu. Suka. Ecco qua. Ok, A posto. Morti tutti? tutto bene. Ecco, Liz sta cercando di rompere il piano astrale e vuole arrivare dal consiglio. Quindi non è un bene. Non credo sia affatto un bene. Sta Diciamo che cosa. la situazione è problematica. Eh sì. Che se sta cosa esce fuori. Ok, il floppy disk è legato, consegnato. Dio. Paura. Eccolo qua. L'ha detto. Lo sta cercando. Oh, c'è la squadra San Cazzel. Salve ragazzi. Suka. Colpito. Ciao. Ecco qua. A posto. Già con la telecinesi siamo un bel po' più competitivi, eh. Qualcun altro? No, arrivederci. Esperto di demolizioni e incursore. Punto debole in faccia. Anche loro è la punta della loro arma. Quindi sono tutte guardie di sicurezza che erano presenti in strutture e sono state per la maggior parte corrotte. Allora, vediamo un po' qua dentro. Ok, c'è qualcosa qua? Eh sì, c'è una cassa. E le casse a noi piacciono. Memoria della casa. Uè, ho sentito uno Oh, signore. Non si fa così però. Allora, di qua tutto bene. Di qua tutto bene. Cree, che ne pensi come titolo? Ti sta piacendo?
Allora, dobbiamo andare per di qua. Ovviamente stiamo intaccando solo la punta. Questa è proprio la punta dell'iceberg. Ci sono anche 2 DLC. 2 DLC. Ci sono 2 DLC. Sì. Uno Io ti forse- invito cortesemente, particolare. soprattutto perché stai iniziando a capire la trama, non andarti a vedere manco i nomi dei DLC perché si capisce qualcosa della trama. Quindi non andare a vedere. Evita tutto. Allora, abbiamo livello d'autorizzazione 1. Quindi a Sì, questo perché punto... stiamo- 2. Sì. Sì, sono 2 DLC. 2. Allora, intanto purifichiamo qua. Qui. Allora, Sì. Strana. Allora, possiamo teletrasportarci. Allora, possiamo aprire le porte di livello 1 a questo punto. Open the door. Salve. Oh my god, open the door. Che cos'è lui? Io- Lui è Tommasi Chester McSchifo. ed è corrotto. Suca. Tacci tua. Tacci tua. Tacci tua. Dov'è? Uè, Tommasi. Porca troia. Naso? Suca. Tommasi, non fare il farabrutto. Dai che mi devo curare. Cura, 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 cura. Ok, a posto. Signor Tommasi. Signor Tommasi. Suca. Merda, c'è dell'energia qua sopra. No, 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 no. No, 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 no. Oh, carica, carica, per l'amor di Dio. Dov'è? Tiro. Un papagno ti tiro. Ok. Si è incazzato. Si è incazzato Tommasi. Mi sa che Tommasi è leggermente posseduto, eh. No, Tommasi secondo me va lasciato. Supremo Is. I Supremi Is mostrano abilità simili alle competenze telecinetiche osservate. Sì, è vero, Sir. Cioè lui arriva e spara. Sì, sì, pure prima. Ma tu hai preordinato No, Dragon Sir. Ball, Sir, per questo ne parlavi prima? Quindi ci sono Is di tutte le forme. Anche io ho fatto preordine oggi. Ah, ecco. Ma sì. Bravo, Sir. È vero, quello Spendi giustamente è soldi. diventato il direttore dell'albergo, Bravo. quindi adesso È ricopre giusto. un ruolo importante, tanta pecunia. Troppo. È veramente troppo ricco, Sir. Allora, registrazione. Take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, the event also damaged their cellular walls, but we can't blame that on some stupid noise gun. Thank God no local doctors examined them first. Honestly, what are the odds an altered item would show up inside a U.S. embassy? Talk about good luck, huh? So much easier to... Hey, are you still recording this? Ok, quindi il Federal Bureau of Control, diciamo, aveva un pochino le mani in pasto ovunque. Abbiamo il tesserino di Tommasi. Ben fatto da parte di tutti. È stata un'ottima campagna e eseguita alla perfezione. Alberto Tommasi. Alberto Tommasi. Sara Tommasi. No, vabbè. Sarà un parente, chi lo sa. Resoconto dell'evento di Butte. EMA 17. Data dell'evento 23/9/92.
Una serie di sparizioni è stata riscontrata in una casa nella città di Butte, dove gli agenti dell'agenzia hanno scoperto un interruttore a corda traslocativo. Risposta all'evento. Gli agenti dell'agenzia sono arrivati all'abitazione di una celebrità locale, ubicata in redatto, che è risultata correlata a un totale di 8 sparizioni nell'area. Gli agenti non hanno trovato nessuno all'interno. Mentre ispezionavano un armadio, un agente ha tirato l'interruttore a corda della luce, scomparendo all'istante. Un altro agente è stato scelto per tirare l'interruttore a corda così da replicare l'evento. È scomparso anche lui. Entrambi gli agenti sono stati ritrovati alla Oldest House 8 giorni dopo, in una stanza isolata, da alcuni incursori che stavano esplorando una nuova area dell'edificio. L'interruttore a corda nell'armadio della casa di Butte è scomparso durante l'incidente. Quindi è apparso nel mondo questo interruttore, tu lo tiri e sparisci. Quindi lo faccio vedere. Bravo, sir. Sì, sì, Divertitevi. ragazzi, che ci sono bei titoli in uscita. Finalmente c'è qualcosa di interessante. Allora, quindi tu sei a casa, tiri e sparisci. Esatto, sparisci, così. Va bene. Può succedere. Allora, noi continuiamo a girare. Troveremo prima o poi questo telefono rosso. Salve, stanza del telefono rosso. Allora. Ecco qua, a posto. Che fare il giro? Registro di sicurezza del telefono rosso. Tutti i visitatori devono registrarsi. C'è stato spesso il direttore, un certo Bill Everett, e Carol Bishop, il 26/10/2019, ed è stata l'ultima telefonata fatta. Ok. Il Fantasio me lo voglio giocare in casa in santa pace con lo schermo. Sì, quello è proprio da godere. E domani si godrà. Ho rotto la scrivania. A posto, ho risolto il problema. Allora, c'è il telefono che suona. Oh. C'è un cordino. Tira il cordino, lo zio. Io tiro il cordino. Tira il cordino. Allora, da qui si entra all'Ocean View Motel e al Casino Entry Point. Il catalizzatore è lo switch. Vale la regola del 3. Quindi l'abbiamo tirato una volta. Tiriamo 2 volte. Wow. Allora. Io questo segno. Io l'ho visto da qualche Sembra di parte. averlo già visto, Enzo. Eh sì. A me no. Non mi dice proprio nulla. Anche su una porta. No, che Naruto Uzumaki. Però un parte ha ragione. No, Franci, non è la porta per andare nel mondo di Naruto. No. Sgrodolatore aveva No. scritto. Sgrodax anche a te, Francescone. Noi questo simbolo su alcune porte No, già lo abbiamo No, visto. io no. Ah, non l'hai visto? No, Vabbè. non so che cos'è. Allora, esploriamo un attimo, vediamo Vai. qui cosa c'è. Ecco, Cristian mi ha dato pure la... No, chi è? Sir? Ti giuro, Scorreggiato. Oh. è una nuova Ma abilità. senza senso. Ah, c'è anche la musichetta d'attesa. Dice tutte cose sconnesse. Vabbè, allora sta bene, tutto a posto. Oh, c'hai ragione. Vabbè. Sta bene. Ok, ci siamo teletrasportati qui. Salve. Non c'è nessuno. Ci sono altre porte con altri numeri. Oh, c'è una stanza aperta. Ok, abbiamo trovato le chiavi di una stanza. Ok. Vedi, pure Sir sa che Francesco è ricco. Cioè, vedi allora che è vero.
Io sono sempre stato d'accordo. Allora. Per il milionario. Quindi qua dentro abbiamo un quadro con una passerella e un altro interruttore. Sì. E tiriamolo altre 3 volte a sto punto. 1, 2. Ok, un ottimo sistema di sicurezza. Dici? Allora, siamo arrivati al telefono rosso. Completa la sfida del piano astrale. È come se hai un telefono per chiamare le divinità. Esatto. Vabbè. Non vai mai... Il telefono rosso ti consentirà di contattare entità extradimensionali. Salve. Allora, così no. Perché si cade giù? Così non va fatto. Ecco. Piratato perché non... No, Francesco ha piratato Drago. No, no, Francesco. Yeah. No, no, spudorato. Boh, Ryan. Cioè, che lavori a fare, Franci, per comprare carte? Vai. Ah, Francesco, tra l'altro noi in questa Queste noi vabbè. siamo capitati, sì, Ah, mo devo parlare un attimo, però devo fare una critica. è vero, Francesco. Allora, Allora, aspetta, Francesco, aspetta, France, ho capito io bene. Tu l'altro giorno cosa mi hai detto? Ieri mattina o l'altro hai ieri mattina, ordinato? cosa hai ordinato? 2 box di... Allora, mentre Francesco scrive, noi rispondiamo al telefono. Ecco qua. Ma... vabbè. Aspetta, Francesco. Tommasi, dimenticate. È andato. E ci esce un po' di sangue dal naso. Va bene. Allora. Rip dietro. Allora, ha detto di Mario Doccia, va bene. Ok. Allora, siccome io ho le chat, ho la prova, quando venne annunciato questo progetto, una certa persona, una a caso, disse: Ah, Gianmarcone, a me questo progetto non interessa per niente, devo dire la verità, interesse zero, comba, una cosa del genere. Comunque, distrusse totalmente l'idea. Chat alla mano. Ok. Adesso ha preordinato 2 box. Al paese mio questa cosa si chiama incoerenza. Tutti possono sbagliare. Poi ho visto come sono impostate le Però mica figure. l'ha ammesso. Allora, lo sta No, mettendo, lo no, sta mettendo adesso. Lo sta mettendo adesso. Va ha bene. fatto finta di Va bene. niente senza dire Gianmarcone, tu avevi ragione. Va bene. Va No, bene. va bene, Va bene. L'amore vince su tutto. sempre. Ricordiamo Sono questa pienamente cosa. d'accordo su questo. Su qua, Allora, ci ha sbloccato un po' di cazzo di nonna. documenti, addirittura la sezione telefono rosso, dove possiamo chiedere alcune cose Telefono azzurro. al consiglio. Eh, Che ci dici del motel?
Allora, quindi è un luogo dei sogni. Mi ricordavo fosse solo la direzione a non parlare. No, 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 no. Parla anche lui. Qui abbiamo questi qua che già abbiamo visto prima, i fascicoli. Eccolo qua. L'uso dell'oggetto deve essere impedito a tutti, eccezion fatta per il direttore. L'oggetto è un telefono rosso di bakelite rosso degli anni 60. La ruota del telefono è stata sostituita con un pomello nero il cui scopo è sconosciuto. Il telefono pesa, non è dato saperlo. L'oggetto permette al direttore di comunicare con... Se usato da persone diverse dal direttore, l'oggetto causerà letali. Vedere la presentazione del dottor Darling 11.6 per maggiori dettagli. L'oggetto è attualmente legato al direttore Trench. Però noi abbiamo visto dal registro chiamate che ci sono anche altre due persone che hanno fatto Sì. delle telefonate. Com'è possibile? Eh. Contesto. L'oggetto si è manifestato spontaneamente nell'ufficio del direttore sulla sua scrivania. Per quanto si conosce, il direttore Northmore è stato il primo agente dell'agenzia a usarlo. È stata effettuata una serie di test sull'oggetto, tra cui e qualcos'altro, ma la sua origine rimane sconosciuta. A questo punto la missione è semplice, noi dobbiamo bloccare l'IS, siamo il nuovo direttore, anzi la nuova direttrice, e questo palazzo può assumere nuove forme, può farci viaggiare in realtà alternative, quindi è un bel cazzo di problema. E noi in tutto questo siamo venuti qui perché questa agenzia c'entra qualcosa con la sparizione di nostro fratello. Ecco, giustamente c'era il passaggio dall'ufficio del direttore e noi abbiamo fatto il giro lungo. Allora, a tutto lo staff esecutivo, sono al corrente delle preoccupazioni riguardo le operazioni che eccedono il nostro budget annuale. Finché continueremo a lavorare nella Oldest House, siamo al riparo da analisi troppo minuziose. Se le nostre richieste per il budget non sono tali da attirare l'attenzione, per cui verranno garantite dal ministro del Tesoro americano senza troppe domande. Il Federal Bureau of Control è solo un'altra linea in un'altra tabella che qualche ragioniere sottopagato non noterà nemmeno. Passeremo inosservati ai loro occhi, come se non ci fossimo. La natura della Oldest House ci permette certe libertà operative. La nostra presenza qui non è casuale. Distinti saluti. Suca. No. Quindi sono un'agenzia governativa, però sanno di essere al di sopra, affrontando il paranormale. Allora, a sto punto noi possiamo tornare di qua. Questo è di livello 4, non ci possiamo ancora entrare. Dobbiamo riparlare con Emily. Vedi, Davi in culo. Allora, qui cosa c'è? Aspetta, aspetta, mi sono ricordato una cosa. Aspetta, fermi. Allora. C'è una cosa che mi sono ricordato. A parte che c'è un documento qui. Ok, vabbè, quello che ci hanno spiegato prima di come anche chi si era trovato, quell'attore della città di Boot che si era ritrovato l'interruttore in casa, all'improvviso si è ritrovato anche lui all'Ocean View. Come glielo spieghi? Morto. Però se mi fate scoppiare le cose in faccia è un problema, eh. Allora, ci doveva essere, se non qui, al piano di sopra, allora. Andiamo prima qua. C'era qualcosa qui che dovevamo assolutamente ascoltare. Oh! Ma che mi fate gli assalti? Ok, mi sembra fosse questa qui. You're listening to America Overnight. Ok. The airwaves for more than 29
many callers over the years tell us of hauntings, voices, and other phantasmagorical phenomena. Today, friend of the show, Dr. Quincy Reagan tells his story. Quincy, thanks. This is something I've experienced recently. Whilst La voce si sta sentendo adesso, sir. for last year's SuspiciaCon, I was in room 47. The night manager, an avid listener of the program, insisted I take this particular room. Now, the manager explained that years back, the body of a man was discovered under the bed, inside that wooden border that motel Okay. beds tend to have. And the body had been there a week, he said. Guests had stayed there, sleeping with the corpse a foot below. They only found the body when housekeepers complained about the smell. Hauntings have been reported in room 47 ever since. I happily took the room. I fell asleep pretty quick, checking under the bed first, of course. No ghosts visited me, no chilly spots or flickering lights. But when I woke up, I found myself under the bed. It was dark, stiflingly hot. Luckily, I was able to push the mattress off and crawl out before I suffocated. The night manager was kind enough to find me another room. There you have it, listeners. What we call ghosts take many forms. Quincy was brave enough to tell his story, and I encourage you to keep calling and writing whenever you encounter something strange, something you can't explain. Maybe you're seeing colors that we have no name for. Maybe your toaster is possessed. Remember, dear listeners, when no one else believes you, we do. America Overnight will be right back. Quindi uno spettacolo che parla di avvenimenti particolari. Mm. Mi ricorda qualcosa. Boh. Non so niente. Allora, qui fai attenzione Alberto, questa è l'ultima volta che lo spiego. Gli isolamenti interni sono eventi attivati manualmente che bloccano uno o più settori, limitando l'uso dell'ascensore del settore, difatti bloccando lo staff nel proprio settore fino alla completa gestione dell'emergenza. Possono essere annullati solo tramite il dispositivo di disattivazione direttoriale, una volta che il direttore ritiene la situazione sotto controllo. L'isolamento esterno è qualcosa di molto più complicato. Nulla può entrare e uscire dall'intero edificio, ma noi siamo entrati. Viene attivato da una violazione del contenimento di codice rosso, basato su un complicato sistema messo in piedi dai dipartimenti di sicurezza e ricerca. Può essere annullato solamente quando la minaccia è stata neutralizzata e B. Qualcuno di rango alto dà il via libera al sistema. Questo processo non è uguale alla disattivazione direttoriale, per cui non riportarla più in questo modo nei documenti. Capisco che sia dannatamente complicato. Ho detto a Darling un migliaio di volte di cambiare, ma sono ostinati nel lasciare il tutto così com'è. Sinceramente non credo abbiano idea di come cambiare. Assicuriamoci semplicemente che lo staff capisca come funziona questo casino. Ok. Noi ci hanno fatto entrare, mettiamola così. Christian si è assentato un attimo. Ok, sparati in testa e Il vedi che fai il deficiente blu. ha scritto un'altra cosa, ha scritto godo non hanno letto, quello ci ha boffato di parole, vai sopra con la chat, Aspettate un attimo. scanniamolo, Sir preparati, non hanno letto ha cancellato qualcosa, lo zio mi sa, quello l'abbiamo letto, ha cancellato qualcosa. Cazzo, ha cancellato qualcosa? Va bene, Sir banna... No, no, non bannare nessuno, non si Sir, banna nessuno. banna questo utente. No. Sempre si cancella. Mo' si sono cancellati tutti i messaggi. Va bene, va bene. Va A bene. posto, fatto. Aspetta. Suca. Non a te, Sir, vai. Mi hai C'è- fatto perdere il messaggio. Fa niente. Così impara, ma... Non c'è Cristiano però, così si assenta. Sì. Io aspetterei un attimo. Sì. Che se no si perde il grosso.
Nel mentre torna Christian, Sir, che ci dici? Aspetta, dammi il telefono. Questo telefono mi tranci. Sì. Ah, è tornato Christian, ok. Ok. Ah, ok, no, stavamo aspettando te. Allora, Ah, era quello che diceva che aveva piratato, così non glielo si poteva regalare. Sta ridendo pure lui, guarda, si vede da... salve. Ciao. Cosa avevi detto? Mi ho voluto mettere in time out. Gianmarcone, Gianmarcone. Va bene. Facciamo questa operazione. No. Non chiudo il libro. No, no, non fare No, così. Non fare ritorna a così. sta casa, aspetta a te. Non fare così. Ecco, Oh, va bene. che vergogna. Arrivederla. Ciao Franci. Succhiatemi la faccia. Va Va bene. bene. Ok, a posto. A posto? Sì, Allora. si è offeso. Bene, Cristiano c'è? Perfetto. Bella soundtrack, trovi? Sì, sì. C'è qualcuno che canta. Già. Anche se io quel tono già l'ho sentito, eh. Oh, detto Sir, io posso vederti i messaggi, quindi Sir può, da mod può recuperare i messaggi. Che poi anche sulla live col VOD si potrebbe recuperare. Questa è una stanza un pochino particolare. Attenzione, Christian dice è lo spazzino. Christian sta teorizzando. Ok, lo spazzino. Ah, l'inserviente, quello che abbiamo visto all'ingresso. Mm. Suca. E ha sucato. Comincia il teorizzo pazzo. Sa cantare bene. Va bene. Bravo. No, no, tu sei tosto. Parlo Tu sei povero. tosto. Carica, carica. Sì. Vabbè, è arrivato Sir, per me il maggiordomo. No, io non ho parole. Ok, ha grattato un pochino. Però c'è una cassa. Ok, un altro documento. Violazione dati. Il mese scorso il nostro server locale ha subito un'intrusione da parte di utenti non autorizzati. Dopo un'indagine approfondita è stato confermato che gli utenti hanno avuto accesso solo a un file video che conteneva parti delle diverse presentazioni del dottor Darling. Gli investigatori sono stati in grado di rintracciare gli utenti tramite il loro indirizzo IP. Qui di seguito ecco le identità confermate di tali utenti. Patrick va bene, vari nomi. Tali individui hanno violato il codice 91 dell'agenzia e sono stati posti sotto sorveglianza da parte del nostro team investigativo esterno. Sono in corsi ulteriori procedimenti. Quindi qualcuno effettivamente era a conoscenza del bureau, Sì. quindi stava cercando di hackerarli. Mi ricorda qualcosa. Allora, di qua non possiamo andare. A sto punto torniamocene di là e andiamo a parlare con Emily. Allora, facciamo il percorso più veloce che è sempre di qua. Sarebbe stato un attimino forse più saggio usare il teletrasporto, ma va bene. Allora, andiamo a destra, andiamo a sinistra. Di qua non possiamo fare ancora niente. Allora, Emily, we are back. Did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms, the hiss? I got the hotline. I can make out what Trench is saying. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau of Secrets.
L'ha preso. He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who can help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. Allora, dici dove dobbiamo andare. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that in his can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you would, that is. We could find out something that would help us. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. Ok, dobbiamo disattivare il lockdown interno. A posto, facile, che ci vuole? Wow. È successo qualcosa. Ah, Enzo. Essendo che è stato sospeso, ricordati che gli è tolto pure il ruolo. Quindi gli è tolto anche qualunque potere avesse Francesco. Va bene, quando se li meriterà li riavrà tranquillamente. Francesco. Grazie mille, sir. Francesco, ma ci sei ancora? No, Francesco. sono passati 10 minuti, dovrebbe essere... Se mi rispondi adesso lo riattivo subito. Dai, Francesco. Però adesso. Allora, il piano ce l'abbiamo, Sì. di base ce l'abbiamo. Non abbiamo nuovi messaggi da parte sua. Vediamo invece sul tavolo qui che ha messo. Allora. Ok. Va bene, riassunto per quanto riguarda noi che anche lei si chiede com'è possibile che senza il dispositivo riusciamo a resistere. Attack the power plant. Allora, l'ascensore. Ok. Allora. Erano 600. Sì, ma io posso parlare lo stesso. 3? Che ore sono? Quanto ci vuole? Quanto dura? Ban della voce IRL. Non lo so. Sir, ci potresti dire se sai, se ti ricordi quanto dura la cosa? Perché nel mentre intrattengo io. Mi dispiace, Francescone, ma noi siamo in due. Non puoi fermare la live, stupido Flanders. Guarda il cazzo che me ne frega, brutto deficiente calabrese.
Ok, vai sir, fai il check. Ah, qui c'è qualcuno. Qui c'è proprio qualcuno, signori di Twitch. Un caricamento. Una situazione strana, chi lo sa. Stava pulendo. Christian, togli un attimo la freccia dal messaggio, Enzo. Ah, ma Go Wesker non può parlare? No, Christian. Ma posso io? Vado a guardare Sasha Grey che gioca a Stellar Blade. Stronzi. Comunque, Francesco, non c'era bisogno di fare questo, né ti abbiamo offeso né altro. Però va bene. 3 minuti, 3 minuti. Un altro minuto, credo che 2 minuti siano passati, no? Non ti preoccupare, Francesco. No, no, io sono offeso. Ma che cosa ti offendi? Cosa ti offendi? Che noi facciamo di tutto per farti capire che ti vogliamo bene e tu ti offendi. Posso fare una domanda riguardo Control? Certo, Christian. La prossima sub la do al rosso più bello di Twitch. Francesco, vai. Vai. Dopo questa, veramente è l'ora dello sbusto, davvero. Andiamo avanti. Dai. Adesso questi sono gli appesi. Noi dobbiamo andare a premere grande bottone. Certo. Appendimi sto cazzo. Vabbè, Francesco, io appenderò te per il collo. Probabilmente. Ah, il bastardo mi ha fregato. Posso sapere in che arco temporale ci troviamo rispetto ai titoli di Alan, dove Christian è... oddio. Non saprei bene. Non posso risponderti. Ok, io non saprei come risponderti, quindi... comunque, diceva Christian, non... ma perché butta i punti così in una botta? Vabbè, attualmente la risposta non è... Vedi, vabbè, quello lo puoi fare, lo zio. Puoi bere. Comunque, caro Christian, attualmente a quanto pare Enzo non può rispondere, quindi attendi. Ma ottima domanda. Deve patire la sofferenza che ho sofferto io. Non puoi perché lo sai. Non puoi perché non lo sai o perché ci sta qualcosa dietro. Diciamo, Christian, che Enzo lo sa. Sa perché non ti può rispondere. Io non mi ricordo onestamente. Quindi tu attendi che arriverà la risposta, non preoccuparti. Detto questo, dato che Enzo non può parlare, Sir banna subito quell'utente. Sir banna subito francese. Vabbè, no, ah ok, Christian, no. Ok, focus, tu ammazza. Vado da Sasha Grey, ancora. Ma la vuoi finire? La vuoi finire? Poi niente c'è di male, la signorina Sasha mi avevi anche detto che streama... Cioè, streama anche bene. Ah, non posso. No, Sir, non lo fare, ah. Se no poi succede un brutto momento. Ah. Ma c'è davvero che... Ho capito, ma perché te ne devi andare? Ma scusami. Io non ho parole, veramente. Qui vige una censura accanita. Ma non è vero! Ma non è vero! Ti abbiamo pure chiamato! C'è della canzone. Hai detto che certo che Vincenzo parla un sacco, eh? Scusa, non volevo.
Tu pirati giochi, è giusto che vieni censurato. Diglielo, sir. Sì, Mussolini in confronto era libertino. Enzo ti ha appena dato il peggio del due. Quindi posso cantare. Enzo adesso non mi può dire che non posso cantare. No, perché è passato il tempo. Allora, Cazzo. ci sono anche delle secondarie. Quindi non è... Enzo, rispondi? L'hai fottuto. Rispondi? Gli puoi rispondere. Aspetta. Enzo, parla, se no sei uno stronzo. Dai, parla, Enzo. Ok, sto parlando. Mi A posto. dispiace, Francesco, troppo tardi. Sei arrivato tardi, Francesco. Allora, ci sono anche delle secondarie. Sì, Quindi non è completamente lineare, quindi dobbiamo esplorare un po'. Quindi, Christian, mi raccomando, se noti qualcosa di strano, anche tutti quanti gli altri, ditelo. Allora, non mi ha fottuto lui, mi ha fottuto Sir che non ha sbloccato il messaggio in tempo. Sì, sì, mo diamo la colpa a Sir per tutto. Perché per colpa di qualcuno c'è un non sono problema. moderatore. L'oggetto del potere cavallo da giostra. Cosa fa sto cavalluccio? Scopri. Comunque ti sta punzecchiando, eh. Mi basta una parola per zittirlo. Francesco, è uscito l'aggiornamento nuovo di Persona 5X Se n'è oggi. andato. Domani c'è il Re Fantazio. Se n'è andato. Non posso arrabbiarmi, capito? Allora, c'è il cavalluccio. Tu tocchi il cavalluccio. Non sono da spiegare. Diglielo, Sir. Non poteva fare niente, Sir. Mi dispiace. No, mo vedo di metterlo a posto dopo, dai. Ah, finalmente possiamo fare Ah, me la ricordo questa. un po' di dodge. Non mi riesco a ricordare dove sono arrivato io. Vabbè, me ne renderò conto quando no. Eccoci qua. Infatti l'inizio mi trovo sempre un pochino... Eccoci qua, grazie mille. Dai, Francesco, facciamo pace. Noi siamo la squadra Ginyu, tu sei Guldo. Cioè, dai. Sono io. Dai, sto pure la maglia di Dragon Ball. Luca. Domani esce pure Dragon Ball Daima, Luca. Domani esce la prima. No, 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 vabbè. no. Suca, suca, No, no. suca. Suca, 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 suca. Toh. Vi ho anche fatto il doppio giro. Allora. Siamo molto più agili adesso. C'è un po' di luce. C'è tanta luce. Non vedo. Non vedo. A posto. Siamo tornati nella normalità. Normalità, Enzo. Però abbiamo adesso una nuova abilità. E Dodge. romperemo tutto. Qui non parte il combattimento a turni. No. Domani, Domani partono. Ecco. in realtà, Nel frattempo c'è un'altra puntata.
sempre robe tranquille. Va bene, Come nei va giochi bene, Remedy. va bene. Quindi è un'entità aliena pazza che si è messa in contatto con noi. Va bene. A posto. Allora, Christian, qualche domanda? Vuoi darci il tuo punto di vista, il tuo punto di vista finora? Prima che entriamo nella stanza. Residui della soglia. Noi stiamo prendendo dei materiali, ma ancora non sappiamo che cosa ne possiamo fare. Già. È Control, sir. C'è anche il titolo. C'è la categoria. Ma Ser, sei un fenomeno, cazzo. A pisciare su. Allora, in Alan c'è stato un episodio di Night Springs dove citava la presenza aliena, quindi non mi freghi. Ok. E mo adesso siamo stati chiamati da lui. Lo spazzino che eccolo qua. Va là che bell'uomo, guardalo. Dai, non lo devi dire a me. Allora, Scommettiamo? Lo spaziale? ci ha chiamato. Vediamo. Well done. You got the job. This place for congratulations. It means it happened in the last drop. I truly need an assistant. Yeah, hi, Auntie. Look, we need to get the lockdown lifted, otherwise I can't get to the other sectors. Can you help me get to the override? Yes, yes, easy peasy. It's just around the corner. But first, we need to get you working. Very small couple of hours job. You think there's a dog buried in this? I can tell you I'm not yesterday's Krause's son. That's why you'll make a great assistant. Very well. I'll hit the facts on the table. Nämä kyllä suoraan, that this house has a vermin problem. A bad one. They've already messed up the cooling pumps. And the power generators of power plant breaker. And the personnel inside. He's starting to feel the band around his head tighten. The situation needs to be fixed before the plant blows up. And we all disappear like a fart in Sahara. Come una scorreggia che sa. Uff. Easy. But don't you worry. I've left you clear instructions. You'll catch the end of the thread before I go to my vacation. The words on the task board here you can do later when you have time. Yes, no one's gonna cancel my holiday or seeds gonna ratten. But don't worry at all. You take care of it until this crisis gonna be last winter's snow. You better go now, so you don't have to run with your head as your third leg. The door in the back leads to the plant. The door in the back. Ok, ci ha dato anche una scheda. Thank you, Auntie. Allora, quindi andiamo avanti con la storia No, o facciamo la secondaria per permettere ad Ati di andare in vacanza? Ovviamente si va andati in vacanza, secondo me, così. Allora, che disastro, brucia i rifiuti. Brucia i rifiuti sparsi per la fornace. Throw it in the fire. Burn it all. Burn it into a reindeer, not into a moose. Vabbè.
Allora, noi dobbiamo andare di là. Vediamo se riusciamo ad andarci. Allora, sblocchiamo un paio di porte. Qua c'è pure un potenziamento. Mandalo in vacanza e poi bannalo come avete fatto con me. No, Francesco. Mamma mia. Oh, vedi? Potenza. Ok. Salve. Salve, scende. Ok, a posto. Allora, qua niente. Qui c'è un documento. Un oggetto del potere è fuggito dal Panopticon un paio di settimane fa e vogliono che tutti quanti stiano allerta. Perciò se qualcuno vede un cavallo da giostra nel settore mi avvisi immediatamente. Non provate a contenerla da soli e assolutamente non legatevi a lei, il vostro capo della sicurezza. E Ha noi detto l'abbiamo Cristiano comunque trovato. sta facendo uno switch venendo Ok, sul tema, quindi tornando a ok. Tanto questa è una stanza di transizione, se non mi sbaglio. Allora. Salve. Hey, hey, are you new? Eh, Go talk to Chief Arish in the security booth. He's in charge here. va bene. Ma ricordo sta zona. Ma'am! Hey! Chief Arish, FBC Security. Shouldn't you be in a safe room? Allora, a parte che sono il direttore. Un momento. My name is Jessie Faden. I'm here to perform a directorial override to get the lockdown lifted. Yeah, Chief Arish, FBC Security. I'm just... Oh, hey, Director. It's a pleasure. Ma'am. Let's skip the formalities, please. Right. Phaeton. Ma'am. Look, as you can probably tell, it's a bit of a shit show down here. We've been holding our ground, but whatever's gotten into our buddies has them wrecking the coolant pumps and the power converters. The NSC keeps overheating. My crews keep getting shot before they have a chance to make any moves. NSC? Oh, sorry. Bureau jargon. It's what we call the power plant. You know, the big rumbling metal thing. Salvador, head of security, asked me to protect it in case of an attack. So what's inside is dangerous. Dr. Darling seemed to know we'll be a target. Darling, he's here? No, he came down a few days ago, before everything went to hell. He was out, smoking a bar mat. He was ranting about vulnerabilities and how he only had one large-scale HRA and that he needed it somewhere else. Still, at least he gave us these personal HRAs before he left. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Crazy dude. Listen, I love playing 20 questions as much as the next guy, but we have got to get the water and electrical systems repaired before this baby blows. I'll have my guys unlock the doors out of here for you. I'll take care of it. You stay and keep the hiss away from the plant if you can. The hiss? That's what we're calling it? That's catchy. Listen, the radios aren't working, so if you find my boss Salvador out there, could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now. I'll keep an eye out for it. Try to stay alive. Allora. When the converters and coolant pumps are working again, we should be able to get this baby back down to a safe temperature. I hope. What do you know about the hiss? Not much, only what I've seen. Well, they use the same tactics that Marshall and Salvador taught us, which makes me think that the hiss haven't completely erased the people inside, which is a pretty fucking horrible thought. Or they're just using whatever they find in their victims' heads. In any case, they are really eager to get inside the power plant. Why do you think that is? Shit, I don't know. They want to make my life harder? Quindi anche l'IS
prende spunto da ciò che c'è nella testa delle persone. Assolutamente, sembrerebbe proprio di sì. Mi ricorda sempre qualcosa. Vabbè, vabbè. What do you do here, Arish? Security chief of the maintenance sector. I make sure all the weird shit down here doesn't bother the spruce. Learned everything I know from Salvador. Best security. Christian, lui è il capo della sicurezza. Siamo riusciti un attimo a raggiungere la zona successiva e ci ha detto semplicemente che l'IS comunque sta prendendo il controllo delle persone, ma non totalmente, anche prendendo spunto da ciò che c'è nelle loro teste. E mi ricorda il modus operandi di un'altra entità che abbiamo già incontrato. What exactly is the power plant? Listen, I only know what Salvador told me, but I know it generates all the electricity for the Bureau. And it's got two very simple rules. Rule 1, keep it below a certain temperature. Rule 2, don't ever, ever open it. Oh, and 3, it's classified, so I shouldn't ask. Sounds like secrets are standard operating procedure around here. Oh, yeah, it's all part of the job. Ok. What do you know about the service weapon? Not much. The thing is director only. Salvador told me by the time he saw Trench use it. Sounds like that gun can do some serious damage. Yeah, I did see pictures of it once, though, and, it's different. No, perché devo spararlo? New, good thing? Given the circumstances, I'd say it was our best bet. Allora, su di lui. Do you know this Ati guy? Sì, si fida di te. My favorite Va coffee bene, break si bar. sta veramente abboffando di parole. Cioè, Ma boh. non mi sembra il caso. He probably knows more than anyone else around here. It makes sense what he's saying. Come mi fidavo io ed invece sono stato bandito. Vieni dalla Svezia. Ati. But there are just some stones that are better left unturned, you know? Ok, va bene. Comunque Francesco veramente te la sei legata troppo al dito, cioè, boh. Got a lot down to lift. Cioè, Tu ci offendi e fai sparire i messaggi. addirittura bandito. Sii uomo e assumiti le responsabilità di quello che dici. Io Allora. no. Ciao Simon, ho ricevuto il tuo messaggio. Sì, se qualcuno nel settore chiede di Ati, digli che ci penserai tu e lascia perdere. Nessun membro del personale deve mai interferire con la sua routine quotidiana. Ti ho detto tutto ciò che so su di lui, perciò faresti meglio a sopportare le sue strane abitudini. E sì, è ancora una questione riservata. Inoltre ho visto il tuo rapporto sull'operaio della cava che vagava nella fondazione. Arrestarlo è stata la mossa giusta. Cercheremo di capire che cosa abbia visto prima di decidere cosa fare. Saluti, Lynn. PS, nel caso non l'avessi notato, c'è sotto qualcosa tra Trench e Darling. So che non è il tuo forte, ma fai il possibile per restarne fuori. In conclusione, non cacate il cazzo a dati. Penso si possa Esatto, riassumere così. esatto. Punto. Quindi già dei piani alti c'era sta cosa di... Ati non va disturbato. Ok. Ora vi insegnerò come si fa un gotto esplosivo pangalattico. Che cazzo è questa roba, Enzo? Gran finale bello fresco. Hai ragione. Che è uscito. E di nuovo, però di 60 euro per un controllo sembra proprio esagerato, Allora, salve. Evviva. C'è un altro teletrasporto qui. Che ore sono? Ok, l'altro poi Mi ricorda riusciamo. tanto una persona che giudica le cose prima che escono, gli dice che fanno schifo e poi le compra. È Prendete bello. una bottiglia di liquore e dice riempitevi un bicchiere, poi versateci una dose, acqua e pesci. Che cos'è sta ricetta? Mi ricordo di tutti quei felici autosoppisti. No, questa Va purtroppo bene, non l'ho portata. non... Va bene, Francesco. Mi sto perdendo qualcosa purtroppo, Francescone, mi dispiace. Allora, questi sono un attimino pericolosi perché scoppiano. Ecco qua, devi dar consiglio un altro messaggio. Perché c'è la parola violenti e a quanto pare Non gli Twitch la piace. intenderà in quell'altro senso, ma inteso come violenza, Scusa. anche semplice botte Twitch, ma vabbè. Adesso non so se riesco a fare disponibili. Il retro di un cucchiaio d'argento a galleggiare una Cazzo. Boh, vabbè, Francesco, come vuoi tu, dai, cioè, che non Va ormai sei bene. totalmente fuori controllo.
Aglia. Finiti? Qualcun altro? Oh, Pippo Baudo, Pippo Baudo, Pippo Baudo. Tuca. A posto. Il problema si è risolto. Consentigli il messaggio comunque. Allora. Questo è il pezzo da mancare. Guarda, Vangelo, stasera ti stai impegnando per Ecco far qua, arrabbiare a Twitch. posto. Io boh. Fatto. Ah, aspetta, che poi? Ecco. Meno così leggi pure tu meglio. Oh! Va bene. Quando Atica No, c'è l'interfono, capi? Prende direttamente da qui. Allora, tu lo prendi e lo chiavi e di- glielo butti gentilmente lì. Qui c'è un problema con l'IS, secondo me, eh. Salve. No. Attenzione. Sciuca. Oh no, 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 no. Possa via. Oh no, c'è quello volante di nuovo. Luca. Ecco qua. Esattamente dove volevo arrivare anche 10 minuti prima. Eccoci qua. A questo punto ce la facciamo anche a fare la missioncina per Ati, così lo mandiamo in vacanza. Allora, dobbiamo bruciare le taniche. Brucia i rifiuti. Vabbè, vabbè. Meglio che sta roba sparisce, eh. Ok, iniziamoli a mettere un pochino vicini. Allora. Qui c'è un documento. Ah no, un audio. And there's no record of ever installing this furnace. I believe it. Yes, I can feed you. What do you eat? I see. I'll try to find some volunteers. No, non credo. Va bene. Lavorando qui sotto si rischiava un pochino di impazzire o di essere presi da qualche entità, mettiamola così. Allora, riesco a prenderti da qui? Allora, ecco qua. Quello che avevo buttato di qua, che fine ha Brava, fatto? ma se è quello che vuole Ati, allora lo farò. Giusto. Allora, qui ce n'è un Francesco, ma in tutto altro. ciò ci vorresti spiegare dove hai cacciato tutta sta roba che non abbiamo capito ancora, invece di ghostare perennemente? Grazie. Francesco, il re del ghosting. Mamma mia, boh. Su tutte le piattaforme lo fa, cioè, Ma è per- coerente almeno. Cioè, senza senso, poi si lamenta. Wow. Vai. Allora, un'altra dov'è? Qui sotto. Ah no, quello è un tesoro. Un'antica ricetta di famiglia. Vabbè. Questo è normale.
Il gostatore di Siviglia. E comunque non hai spiegato, perché hai detto un'altra cazzata. Beh, è carattere. Io non ce la faccio È più. carattere. No, non ce la faccio più. Sono stanco. Non ce la faccio. E un'altra. Suca. Manca la prima che ho lanciata. Mo, non sia mai l'ho fatta buggare. Dove cazzo è andata a finire adesso? Vabbè, io intanto butto cose. Eccoti qua. A posto. Ecco qua. 2 punti abilità ricevuti. 2 punti abilità. Anche perché, come abbiamo potuto vedere, in testa ai nemici c'è un livello. Quindi sì, c'è un po' di progressione da fare. Allora, iniziamo a fare danni da lancio più 25 e siamo un pochino a posto. Poi un po' di energia, 10%, perché no? Anche un po' di energia, così possiamo usare di più la telecinesi. E abbiamo uno slot forma arma aggiuntivo. Che cos'è lo slot arma? Andiamo a vedere. Non l'abbiamo trovato ancora. Ok, ok. Possiamo fare cose con le armi. Allora, danni da mischia più 10. Facciamo un altro aumento qui. E lancia granate e razzi contro i nemici. Assolutamente sì. I miei libri sono stati inventati da Bartoli di Godo. Spero che brucino. Mentre arrivano, proprio devo prendere fuoco. Durante. Allora, creazioni astrali. Forme arma. Penso che puoi avere più armi, dice Sir. No, la realtà è ben diversa. L'arma si è dimostrata viva, così ci è stato spiegato e ci è stato mostrato dall'inizio. Noi non è che sblocchiamo altre armi, sblocchiamo varie forme della nostra arma d'ordinanza. Quindi in questo caso abbiamo la presa, questa qua che utilizziamo normalmente, quella a rapidità, però noi possiamo creare frantumazione. Offre un elevato potere d'arresto con un colpo diffuso in grado di devastare un gruppo di nemici a distanza ravvicinata. E quindi a sto punto Allora, ce l'andiamo ad equipaggiare. Gli asciugamani secondo la guida galattica per autostoppisti. Sir, E diventa un fucile. molto figa questa cosa. La barra delle munizioni è condivisa, quindi noi possiamo iniziare, switchare all'occorrenza e poi ci ritroviamo con quella quantità di energia. Possiamo anche craftarci delle mod in base ai materiali che abbiamo trovato. Cioè, Camano dice forse è l'oggetto più utile che l'autostoppista galattico deve avere, in parte perché è pratico, ve lo potete avvolgere intorno perché vi tengo. Ok, Mi sa che veniva appunto tutto sì. quanto la guida galattica per autostoppisti. Sir, banna... Non bannate niente. Banna l'utente, Sir, grazie. Allora, a sto punto, Suka, ma perché Suka non c'era nella... Vabbè. contromisure del consiglio, ci sono anche delle piccole missioncine secondarie. Tu le prendi e ti dà un pochino di bonus. Allora, uccidi i nemici. Sì, a 3 alla volta le prendiamo tutte. Allora, vediamo un po' che mod possiamo iniziarci a mettere. Con presa facciamo più danni man mano che uccidiamo. Ridammi le carte che ti ho regalato, basta. Ma Mi come? dispiace Francesco, le carte delle waifu restano a me. Mi ci seguo pensando che me le hai regalate tu. E c'ho ancora pacchetti, tra l'altro, Francesco, da aprire.
Mi devi ricordare, così riapriamo una sera che ci sei anche tu, stupido coglione. Allora, Piccolo. ok, così siamo messi abbastanza bene. Allora, possiamo salvare. Dai. Ecco qua, siamo riusciti a farci un bel blocco. Te l'avevo detto che stasera ne facevamo un bel po'. Ma poi saranno tutti appiccicosi. Noi a questo punto aspettiamo la mezzanotte. Beh, vediamoci il trader di Amanda. Ah, è vero, aspettate. Allora, Ragazzi, in live, tutto in ragazzi, diretta. fermi tutti. Allora, fermi. Che nessuno muova un muscolo. Che il numero che sarà qui in sovraimpressione sui vostri tele ed anche schermi sarà la sera in cui molto probabilmente lo facciamo. Spero non ci sia una scritta. Beh, io non guardo così. Allora, momento. Io chiudo gli occhi, faccio tutto. Ok. Uscito 23 ore fa, è uscito ieri. Una sera che non abbiamo aperto YouTube. Vai, spara. Allora, aspetta. Ecco qua. Tu mi appari qua davanti. Avvia. Allora, siamo pronti, siamo carichi. We are more than just entertainers. Hi, friends. I'm Amanda. I'm not even sure what's real. Oh no, ci sono anche gli enigmi, è vero. Time to get ready for bed. Who even are you? Go away! Di nuovo quel cazzo di stupidi. I guess we all get a little scared at night, right? Ho visto brutte cose. 22 ottobre. Così. Manca pochissimo. Tick tock, tick tock, tick tock. Time's running out. C'è un problema. Grosso pure, direi. Grosso pure. Va bene. Va bene, va Mancano benissimo. 12 giorni. Ma va proprio benissimo, Ci guarda. divertiamo. Va proprio Ci stanno benissimo. scrivendo in chat, fammi vedere. Ci sarò, ok. Scritto altro. Allora, no, Christian il primo, noi ce lo giocammo da soli e Madonna mia, se Bello. bello pipicchio, giocammo anche la demo del secondo, la facemmo in live se non mi sbaglio. Sì. Eppure fu un po' cagottino. Quindi questo quando esce ci divertiamo. Allora, nel frattempo, visto che dobbiamo aspettare sta mezz'oretta così, Che in realtà manco dovrei vedere, però. vabbè, tanto siamo allo stesso punto di storia. Stavo gli abbonare, ti abbono. La con storia va una avanti differenza. entrando Antani. Noi non andiamo Antani. Io nel Non caso andiamo vedo una Antani. banana, mi decuffio, Allora, ovviamente. a questo punto, come poter far passare questa mezz'oretta? Com'è? No. Come abbiamo detto prima, c'è stato... Se ne va. Allora, c'è stato un aggiornamento e mi serve qualcuno che mi... Hai capito? Quindi, Francesco, così, resta, non te ne andare, dai, resta, Francesco. Per piacere. Dai, fallo per lo sport. Basta anche che ci senti solo, non devi guardare. No. Dai, dobbiamo pullare il nuovo personaggio, dai. Così te lo faccio vedere anche. Eccolo qua. Come aggressivo. Allora, Sempre così nervoso. sì, ma si arrabbia per motivi futili. Persona 5X è un gioco bellissimo. E si incazza. Si parte da dove abbiamo lasciato la demo? Allora, Re Fantazio sì. Ripartiremo dal dungeon a sto punto. Se apri Game Idol Game Idol nei prossimi giorni pure lo riapriamo. Però mi serve un attimo Gianmarco. No, Che io quando non faccio pullate senza di lui non mi esce il personaggio. Quindi
Vorrei conservare un pochino le risorse, carissimi ragazzi. Buonanotte, Cristian. Cri, buonanotte, grazie mille. Ci sentiamo nei prossimi giorni e vediamo quando continuare Control. E preparati. Pierluigi, Buonanotte. non ancora, Re Fantazio, mezzanotte. E Fantaccio, dovrebbero mancare 30 minuti che hanno detto Sì, sì, no, a mezzanotte. mezzanotte 1. Mm. Allora, io aspetto. Quindi sono le secce di quel bastardo, sono... No, no, mo si sblocca, tutto a Guarda. posto. Ecco qua. Aspettiamo assieme? Sì, Pierluigi, siamo Assolutamente. nel mentre... Ma giusto la soddisfazione di tornare in città. Oh, c'è un altro aggiornamento. Ecco qua, super fast. Allora. Vediamo un po', un attimo che accedo. Allora, un attimo che mi sta caricando tutti i menu sotto. Eccoci qua. Allora, penso che si vede, si sente. Ieri poi ho sentito un altro streamer che spiegava molto bene i problemi che hanno varie case di giochi, stile Ubisoft. Il problema si sa dove, ma nessuno vuole, ai noi, vederlo. Ma non Spero mi che fa la finalmente... prova, sbaglio. Non ancora, è stata Però- annunciata la versione Però giapponese. sembrerebbe nell'aria. Il passo è breve. Allora, hanno aggiunto questo simpatico gioco di carte. Ho fatto uno scontro online oggi, ho vinto la partita 3-0 contro tutti, quindi ho detto va bene, già ho sbloccato questo. Poi c'è il signor Giovanni. Signor Giovanni tira certe... L'ho provato oggi. Diciamo mi fa anche lo scudo. Se becchiamo lui e me lo metto in squadra, non c'ho più problemi. L'healer ce l'ho. La navigatrice che mi demolisce psicologicamente proprio gli avversari c'è. Gianmarco, ce la possiamo fare. Allora, io ho 42 carte, ne ho accumulate. Ho fatto tutti gli... Ho fatto tutte le cose, ogni singola cosa. Hanno cambiato il sistema delle pullate. Ce ne sono due. Allora, in sintesi, Che cosa cambia? o lo ottieni sicuro a 110 e ne ottieni una a 165, oppure c'è il sistema classico. A 80 la prima volta è garantito un 5 stelle, ai successivi 80 è garantito lui. Noi a quante ne riusciamo a fare? Che non ti esca mai. No, Francesco, dai, dai. Allora, no, abbiamo pochi cristalli, però abbiamo 110 tante però lo carte. zio la tenderei più sull'altra, lo sai forse? Che 110 secondo me ci arrivi con le risorse poi in totale di pullate. Conta che già con queste ne possiamo fare penso sicuro 8 in totale escono. Allora, Secondo me... partiamo con la prima. Vai, vediamo. Allora, Come sei troppo cattivo stasera, Francesco, cioè tu vuoi che un tuo amico, amico a cui vuoi bene, perde risorse? Dai. Allora, Firma col suo nome. allora, scriviamo Francesco, ecco. Ciao. Quanto godo se esce col tuo nome, pezzo di merda. Ci vorrebbe pezzi in me a sort, però ci vuole troppo tempo. Allora, Francesco, signorina, Francesco, niente. Allora, ti prego, esci. Esci col suo nome. Esci. A spregio. Esci. Esci. No, No, va bene, tema, va però, bene. a tema. Ci Va assomigliamo bene. un po' a Francesco. Allora, visto che ce l'ho, a sto punto investo e me ne prendo un'altra. Allora, Come il suo nome ha fatto cacare. allora, facciamone un altro. Firmo. Continua a fare con Sir. Così non ti esce Sir. nemmeno pregi in ginocchio. Sir. Niente. Marco, so.
Ma tu non li guardi bene, sti foggi. Va bene. E qua niente. Allora. La ziga, è quello. Godo. Questa è cattiveria, Francesco, però va bene, noi andiamo avanti. Mamma Noi mia. andiamo avanti. Salve, signorina, siamo sempre noi, cortesemente. Facciamo Pierluigi, però facciamo PL. Che se abbiamo scritto Pierluigi esce Metafor 2 nel frattempo. Guarda bene sto cazzo di foglio. Ah. Va bene. Va bene. Bene. Dai, dammi pure i doppioni, così guadagno. Niente. Allora. Ci vuole la sacra parola un'altra volta. No, ho skippato. Hai fatto guai. Ma per un attimo ci avevo creduto. Pure seminuovo sbaglio, così. Sì, ce l'ho completa, però così già sono due completa. carte comunque che ci danno 15 gemmette. Ok. Va bene, altre due. E niente. Allora. Ce ne prendiamo 4. Sai quanto sta ridendo? Va bene. Allora, facciamo altri 10. Via. Così. Niente. Va bene, va bene, va bene. Io non rido, io godo. No, Francesco, dai. Dai, cioè tu vuoi che un amico butti le risorse così? Anzi, fammi premere a me, ya, forza. Allora. Vai. Ah, giusto? Sì. Concentrati. A posto. Premi B. Va bene. Va bene. Va bene. Boh. Minchia! Gianmarco! Madonna mia! 4 in una sola. Mai successa una cosa del genere. Maxi, facciamo altre carte poi. Va benissimo. Guarda, se escono sempre così, va benissimo. Altre 4. Allora. Vai Gianmarco, perché sei un pochino ispirato, vai. Vai Gianmarco. Aspetta, questa la voglio vedere però. Allora. Voglio avere fiducia. Sono risorse che ho accumulato in gioco, quindi... Ah, firma vorrei. Puzzo. Invece No, va quella. Questa è... Ah. Ok. Questa però la dovresti usare quando c'è Tizio. Stai utilizzando un potere senza il suo creatore. Va bene, va bene. Ecco. Guardalo bene, sto porca la miseria. Allora. Va bene, butta dentro. Butta dentro. Allora. Vai Gianmarco. Devo andare? Vai. Però questa deve essere pazza. Vai. 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 Oh. No. Oh. Ehi. Ehi. No, questa no. Questa no. Allora. Ce la facciamo a farne un'altra? No, 1500. No. Allora. Vai. Ah.
Sì, sì, c'ho 20 A parte gettoni. l'arma sua, vorresti qualcos'altro? No, no, tu già li ho Lo messi faccio. nei Ok. preferiti. Panico! Ok, vai, vai. Meno alfa. No. Solo una 4 stelle. Ma Vai di va nuovo? bene. Sì, sì, sì. Dio madonna. Panico! Ok, vabbè, un'arma per lui nuova. Oh, quella a Va 4. bene? No, va bene se esce quella a 5, Ah, se ok. sono uscite tutte. Ah, vecchia. No, no. Solo a 4. Allora, vediamo un po' se riusciamo a convertire. Allora. Vai Gianmarco. Nuovo io. Vai, vai, vai. Io credo in te, Gianmarco. Fammi pensare a un rito. Vai Gianmarco. Vai che ce la facciamo. Francesco Suca. Non so perché. Vai, vai, schippa, schippa. Ok. Credici, 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 credici. Credici. Dai. Non ci ho creduto abbastanza. Guarda, quello continua a scrivere. Dai. Cioè, guarda proprio. Ma Armato proprio di non ti cattiveria. preoccupare. Quei cazzo di libri devono arrivare veramente distrutti. Devono arrivare, pezzo di merda. Va bene, va bene. Vabbè, tanto a 110 comunque ci abbiamo. Va bene. Capita, pure le altre volte non l'abbiamo no, preso succede, subito. succede. Vabbè, finiamo ce li abbiamo tutti. Però, Ecco qua. questo Allora, tra due pull si recupera. batto il passo No, quasi vedete, completato. qua. Sì, 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 ho preso un pochino di cose. Allora, questo è il giochino di carte che hanno messo. Come si gioca a questo gioco di Allora, carte? Ah, il Monopoly. no, si chiama Monopolio. In sintesi devi toglierti tutte le carte da mano e poi mettere carte uguali, eccetera. Allora, facciamo una partita online. Per te. No, non tutto a Anche posto. Dai. Siamo a 90, quindi. Allora, Ma come si gioca? loro hanno messo 4. Bisogna mettere carte più alte dell'ultima, se le hai, se no devi passare il turno. Ok. L'8 taglia il turno. Hanno messo Magnate in Persona 5. Che cos'è Magnate? Sì, c'era pure sul Royal, sì. Ah, ok. È il giochino questo qua. Non conoscevo il minigioco, onestamente. Allora, queste mo sono altre persone, sono altri ragazzi. Dai. Ah, hai cacciato la carta Wonder. Sei un birbante, sei. Va bene. No. Non mi ricordo le cose, però oggi una sono riuscito. Dovevi tirargli il doppio. Non me l'ha fatto tirare. Oh, questo che vuole, che viene Sto, qua. 2. Madonna, mi buio. Alcune coppie non riesco a lanciarle, ma non capisco. Suca. Suca. A sto punto. Tanto mo li blocco col 2, che il 2 è la carta più grande. No. Voi vedi, neanche 2 me ne fa mettere. Vabbè, però vai, sta andando, sta andando. Sì, vai, vai. Questo con Morgana c'ha un po' la sorella rompiscatole, mettiamola così. Puoi metterne 2 se loro ne mettono 2 o se tu sei partito a metterne 2. Ma è una vita che non ci gioco, tutte queste cose non me le ricordavo, però
Lascia fare, l'importante è togliersi tutte le carte. Oh, ragazzi, いただいていくよ。 mo so azzi vostri. E che l'hanno aggiunto gratis come aggiornamento oggi e ci puoi giocare così. Sì. Vedi, perciò è un bel gioco, Francesco. Vedi quanti aggiornamenti, quante cose stanno aggiungendo gratuitamente. Dai, un po' l'impegno va apprezzato, dai. 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 Ragazzi, fate presto che a mezzanotte c'è il potrebbe esserci il Fantasio. Scarico Royale di nuovo piuttosto. E faresti comunque bene. Però c'è anche questo che è gratuito e sono altre cose ambientate nel mondo di Persona 5. Capì? Conviene. Dai, vieni, facciamo la gilda, Francesco, dai. Dai, facciamo la gilda tutte e due. Mi serve una mano. È gratuito di soldi, io lo pago con il mio tempo. Tempo che spenderesti bene. No, che tempo buttato, Francesco. Io ringrazio lui che c'era durante l'estate, quei pochi momenti dove avevo un minimo di connessione. L'unico gioco che riusciva ad aprirsi era lui. Suca. Ah, pezzettina di stronzola. Doppio K, aveva detto Francesco. A posto. È agguerrita. Va bene, Francesco, va bene. Va bene. Ah, gli 8 fermano, è vero. A posto. Vai. Passa? Oh, tu passa? Ragazzi. Dai, questo ve lo faccio semplice. Oh, io già ce l'ho pronto. No. Suca. Sì, tanto c'ho il 2. Vai, vai, metti. A posto, fatto. Abbiamo vinto, Francescone. Mi fa piacere. Ah, no, che merda. Guarda. Potevi farci uscire la Summon in live, però c'è pure Re Fantasma. Sarebbe stato un bel momento, un bel gesto di pace tra me e te. Niente. In realtà sto avendo culo, Pierluigi, secondo me. Ragiono, mi faccio io un po' di conti e... Ma mai, bro. Niente. Mai una soddisfazione, una Sai, gioia, ma una cosa. una tisana, una camomilla. Io ti vedo fiato. Loro sono dei cani a giocare. Vabbè, dai, può darsi sono dei ragazzini. Però va bene. Per noi Vedi, sì. Persona 5X ci unisce. Noi stiamo giocando con 3 ragazzi o ragazze coreane, cinesi, così. Mamma reso un draona. No, non credo, non credo. Beh, i ragazzi mi vanno a stompare. Ma perché se giocano bei giochi e si divertono, perché vietarglielo? Anzi, si impara la lezione che la vita è dura.
disse quello Eh. che sta seduto davanti a un computer a giocare durante l'orario di lavoro. Questo mi hanno insegnato Counter-Strike e WoW. Solamente dire questo io, Ecco, Allora, ho fatto il tipo, oh. guarda. Ti do i 2-4 e mi hai dato carte buone. Grazie mille. Allora. Signorina, lei ha spaccato tutto. Come? Però uso questa. Guarda. No, ti devi fermare un attimo tu. Allora, Hai invertito i cazzi. vediamo un attimo così. Facciamo che lo faccio pure io. Ma in che senso? No, hai invertito i cazzi. Che vuol dire? Ok, a posto. Poi gli diamo il 6. Ragazzi, se ci fate giocare pure a noi. No. Quando tiri 4 carte uguali si inverte l'ordine di importanza. Ah, Ecco ok. perché hai invertito i cazzi. Però non sa perché i cazzi proprio come parola. I Katzen. Ed Enzo era Dai. avvantaggiato in questo senso, non doveva spaccare. Spaccarlo perché lei. Vai, vai, vieni. Dai, mi gioco già l'8. E guadagno un altro turno. Morgana, non ti preoccupare. To. Vai, vienici. Due Joker e avevi vinto. Cioè questo sta giocando la partita per te. Ma perché? Ah, fatto. Io non ce la faccio. Stasera sta di fuoco, io non lo so veramente. 7 minuti. Mi prepari una sigaretta per come no? piacere per festeggiare il Quanto lieto godo evento. se esce una pubblicità di di Persona 5X prima di Re Fantazio. Però, Francesco, battute a parte, come aggiornamento è simpatico. Mettila, fai una partitina. Perché no? Ci siamo quasi. Il momento sta per giungere. Niente sarà come prima. Ragazzi, fate presto perché dobbiamo un attimo staccare e capire com'è la situazione. Sì, perché piuttosto che farmi una partitina a questo preferisco martellarmi le palle ripetutamente. Ma no, dai. Francesco, ma tu l'hai preso forse nel modo sbagliato. Ma ripensaci. Vedrai, saprà piacere anche a te. Fidati, ne sono certo. Cioè, mi viene da ridere perché è strano che davvero non gli piaccia. Non gli piacciono i gacha, lo zio. No, io ho sbagliato a prenderlo, che è diverso. No, Francesco, tu puoi prendere tutto ciò che vuoi come vuoi. Allora. Siamo saliti anche di livello, adesso siamo teschio argento con 2 stelle. Molto bene. Va bene. Allora. Cosa abbiamo sbloccato? Così prima che stacco. Vediamo un po'. Allora. Queste saranno tutte da prendere. Minchia, stamattina è uscita. Come fate già a stare a leggendario? Capito? Va bene, va bene. Allora. Ti posso anche personalizzare le carte. Però ci serve il personaggio e non c'è, capito? Allora, domani vedo di fare un po' di eventi, un po' di cose e vediamo di racimolare qualche altra risorsa. Allora, io a sto punto, per la gioia di Francesco, non sanno che fare delle loro vite. Chi? Quali personaggi? Cosa? Dove?
Ah, quelli lì della classifica, mi sa così. No, e forse sono bravi, si sono organizzati le giornate e si hanno Sono uscito fatto stamattina, zio, hanno giocato tutto il tempo a questo. stamattina. Allora, gioco non rilasciato. Allora, io ho già la sua bella schedina. Allora, no, Gianmarco non ti ha dato ragione. Gianmarco, anzi, sarebbe stato contento se ci avessi dato modo di far apparire il personaggio. No, no, sono quelli della classifica, penso intenda. Gli do ragione perché in questo caso qua ha ragione, cazzo, sono stati, penso, veramente tutta la giornata a giocare a questo. E poi io 2 partite ho fatto e sono arrivato già a 3 categorie Capito, sopra. però comunque... Comunque devi fare un bel po'. Così. So. Ma poi io ragione te la do ogni tanto, sei tu che dai perennemente contro a qualunque idea, stupido Flanders. 23,57. 23,57. 23,57. Allora, vediamo un attimo dalla pagina del negozio di Steam. Ragazzi, avevo letto bene io prima. Leggi qua che sta scritto. Questo gioco sarà sbloccato tra circa 6 ore. Si sblocca alle 6 di domani di stamattina. Come mai sta cosa? Ah, boh, Steam ogni tanto qualche gioco su Play, penso già da mezzanotte. Steam c'ha sempre qualche orario un pochino più... Vabbè. Ragazzi, Niente, ragazzi, Steam non concede. Ua, 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 Ya, ua. facciamoci un game idol, facciamolo contento. Dai, non piange. Dai, facci. Allora, aspetta che... Allora, un attimo che facciamo. Sì, sir, noi, cioè Enzo ce l'ha da PC. Allora, se riesco un attimo. Eh, Allora, un attimo soltanto. No, ma sir, ma quando Va mando io lo bene, so. sir, non ti Ma preoccupare, tutto a manco io lo posto. sapevo in realtà. Minchia, c'è una cosa che la Sony ha fatto meglio Vabbè, diciamo ma di non si Steam. tratta meglio, è che forse per orari di Oh, programmazione, di cose. però, vabbè, giochi su Play sono sempre disponibili da mezzanotte, cioè quando devono uscire. In Allora, genere, se non mi sbaglio. dovete dare giusto. Io vado ad avviare, vai, sir, gioca, gioca. Quindi parti anche prima. Oh, Domani partirò quando torno, un paio d'ore. allora, un attimo solo. Ah, non trovo il codice. Allora, magari all'improvviso si illumina e parte. Che cazzo Chi lo sa? Potrebbe partire? Così da qua se dice 6 ore. Oh, è andato. Dai, Steam, fai il finto tonto, dai. Da, Dai, fai dai, finta tutto da. dai. Dici, tu è capitato. Abbiamo fatto partire, quindi succede. Penso che già quello che Il codice, se non sbaglio, è che elimina... No, no, brutto esempio, Francesco. Ma proprio che vuoi mongola Game Idol? Sì, Ma ce l'hai proprio con... con noi non lo so. stasera, con noi. Perché ti abbiamo Allora, censurato?
Eccoci qua. Allora, fatemi cambiare la categoria. Allora, Partiamo in ordine, come sempre. allora, classico. Sappiamo Va come si bene. gioca. Sì, mi arriva a dire Far Cry per quella cosina rossa, poi in alto e mi pare ce l'ha qualche titolo questo bianco e rosso. Però, non lo so. Tu Enzo hai idee? No, io faccio un salto. Sniper Elite. Provalo. Ha dato un'opzione. Quale? Francesco? Quale, Francesco? Sempre gli indizi a metà. Sniper Elite. Quale? 2? Il 5? Il primo? Il primo? Il B2? Il 3? Il 4 dice. Il 4. Mi pare. Bravissimo. Bravo. Bravissimo Bravo. Francescone. Bravo. GG. Almeno ogni tanto vedo che Oh, qualcosa la sa. Va bene. Dall'artwork. Allora. Aspetta un attimo. Dai indizio, dai. Devil May Cry. No, aspetta. Questo è Final Fantasy Lighting Returns, per caso? Allora. È il 13 proprio. Che poi c'è 13. Vabbè, comunque abbiamo... Questo è 12, Tanto ce la facciamo con gli indizi. Ok, l'originale proprio. Ok, ipso fatto. GG. Parole chiave. Yarn, Cozy e Wool. Yoshi. Yoshi Woolly World. Mamma mia. Posto. Di fuoco. Boom. Allora. Va bene. Allora. Lo sai che devi mettere come prima cosa. Code Vein. Ok. Metodo di paragone è sempre lui. Assolutamente. Oh, pure le animazioni. Oh, che bello. Allora. Prima del 2019. Ok. Non è Real, non è Bandai e non è terza persona è qualcos'altro. Terza persona. È prima, magari. Terza persona. Metti. Refatta. Metti sommario. Dove sta il sommario? Ah, occultando il sommario. Ecco, giù è vero, ce l'avevamo anche prima, questo fatto qua. Era giù, bravo Francesco. Ma ne gli mando un messaggio. Faccio aggiustare. Qui dietro qua. Allora. Aspetta, faccio Francesco, lo ne ho una screen proposta. mentre voi riflettete. Ok, mi salvo già l'immagine. Allora, ragionate per Luigi tutti. Cerchiamo di trovarlo. Io nel frattempo glielo segnalo pure. Ok. Almeno così. A posto. Allora. Francesco suggerisce Spec Ops The Line. Aglia.
Spec Ops. Ecco. No, anche perché era... Però aspetta. Ecco, questo... Allora, se quei due là sono sbagliati, vuol dire che è uno shooter. Perché non può essere mappa. Quindi uno shooter in terza persona e altro. Non è 2K, non è Bandai Namco. Mm. No. Quindi fra il 99 e il 2011. Un COD dice prova tipo Black Ops 2, che non è male secondo me. Vabbè. Lui dice COD 1, io direi una Black Ops 2 così. Ah, perché c'è il 2. Call of Duty Ma c'è il 2 fatto Black Ops all'iniente. ZZ. Un po'. Ok. Ah, è vero, non c'è la terza, sono un deficiente. Allora mi sa prima e terza sicuro così. Quindi è tra il 99 e il 2011. È un singolo multiplayer cooperativo a schermo condiviso. Allora. Halo per forza. Ma Halo non. Ah no, non abbiamo messo. Aspetta, stiamo facendo... No, Quale? Quale? Ho messo offline. No. Quale? Base liscio? Modello Super più? Bravo Complimenti. Francesco. Complimenti. E aveva anche detto, l'aveva. Bravissimo Francesco. Va bene, bravo Francesco. Allora, noi avevamo un record qui una volta. Pensi. No, metti tutto. Allora. E che cazzo sei tu? Aspetta, sai forse cosa potresti essere? Ma così. Ed era proprio il 2, complimenti. Mamma mia. GG. Vabbè, vabbè. Sì. Va bene. Questo è Tetris. Attack. Esiste addirittura Tetris e Dottor Mario. No, aspetta. Secondo me mi sta buggerando. Fermi. Franchising corretto, saga sbagliata. Quindi è Tetris. Prova un altro. Non posso scrivere. Così devi scrivere. Ah sì, mi stavo un attimo... Ero convinto che dovessi scrivere qua. Questo è quello che abbiamo scritto prima. Aspetta. È Tetris che buggerando. Sì. Quale? Tetris Effect. Ok. Dai ragazzi, dai. No. L'originale. O il remake, questo, aspetta, non è Devil's Playhouse. È Save the World, l'originale. Che poi sono uscite le riedizioni. Ok, mi ero un attimo... Non so cosa. Non penso che ci sia. Non penso. Ma pensavo alla tela di Carlotta. Non so perché ho visto le ragnatele qui. Quindi... Ok. Allora. Death's Door non mi sembra Death's Door, a me onestamente. Questo. C'è una manina qui. No, ma questo... Tu aspetta, c'ha la miseria, è qui. No. Aspetta.
Porca la puttana, è sulla punta della lingua. Aspetta. Aspetta, lo devo fare. No. Nessuno dei due. Peccato. Avevo detto. Ok. Che basta. I pilastri della terra. Ma non c'è. Ma non c'è. Ci sono altri pilastri. Stellarium. Non c'è. C'è Stellaris. L'accendiamo? Dai, tanto siamo all'inizio, un po' che non giochiamo, quindi ci riscaldiamo un po'. Aspetta, fermo. Fermi tutti. E adesso si aprirà Refantazio. Dai, almeno decomprimilo e mettimelo in ordine per domani. Niente. Vabbè. Aspetta, fammi fare un po' di zoom così. Ecco qua, vedete anche voi meglio. Dai, mettiamo Stellaris, vai. Torment, Tides of Numenera del 2017. Allora, siamo arrivati a 4, va bene. Allora, tu sei Kid Icarus. Francesco, questo che gioco è? Dai. Dai, Francesco. Tu lo conosci? Non credo. Cioè, la copertina non la conosco. Bravo, Francesco. Ah, è XCOM. No, XCOM lo conosco come sala, non sapevo la copertina. Queste cose. Questo è Xenoblade Chronicles 2. Objection. No, è allora il 3. Ha detto che Luigi, grandissimo gioco Tides of Numenera, erede spirituale di Planescape Torment. Forse ci avrò giocato, perché comunque... Ghost Rider. No, aspetta. Tu... Luigi. Questo è Cuphead. Uno lo conosco anche io ogni tanto. Ecco qua. E già abbiamo passato la serie di prima. Allora. E tu, minchia, non... Ragazzi, attivatevi. Tira indizio. Per forza. SCP. Ma vaffanculo. SCP. Va bene. Tu sei... X-Men. Aspetta, ma come lo scrivi? X. Non è Marvel vs Cap. Ok. No? È il primo però. Eccolo qua. Io, pezzo di merda. Left 4 Dead 1. Aspetta. Sargent Simulator. Sì. Sì, cazzo, hai ragione. Zucca. Non ne ho idea. Bocking. Usiamo la solita tecnica del... Che è scorretta, lo sappiamo. Ma questo è un G, non so quanto aiuta. Non so se poi è presente nel sottotitolo, Non credo. No. No. Non è troppo. Everlasting, allora. Ecco. Bug Fables, non lo conosco, non so. Va bene.
spero di non aver sparato. Allora, c'è avventure. Però è l'ultima parola, Advento. In Gurumin. Gurumin. È Gurumin. Aspetta. Mica sono quelli che si menano. Cazzo, Bond. Pare va. No, non è quello. C'è il titolo qua sotto. C'è. M. L'ultima parola credo sia farm. Indizio. E che cazzo è mo sto coso? È qualcosa di Roblox. No, non siamo praticanti. Non... Indizio. È nuova sta cosa, mi sa. All'inizio non era così prima. Farm. L'ultima è farm. Farm. Quindi farm. No. No. Red. No. Non credo. Sono 3 lettere e 4 lettere, così. Allora, adesso ci mettiamo con calma. Ecco qua. Allora. No. Red Room. Rec Room. Ma vaffanculo. Spaziale. Gestisci plan. Planet Side, francese potrebbe essere. Secondo il suo modesto parere. Ci potrebbe stare. No. Non so perché però mi ispira FTL. No. Empire, Galactic Empire. Il primo e il secondo. Sì. Vai, primo o secondo? Sì, ok. Questo è Red Dead Redemption. No, No. questo è Red. No, aspetta, questo non è quel gioco della katana. Red Steel. Non mi veniva. Non lo conosco. Sulla Wii.
Giochi e muovi la katana. Allora, Formula 1. Quale mo? Il cazzo con le patate, mo. Francesco? Si possono staccare i giochi sportivi, però no. Allora. 2019. No. 2021. No, 2018. Minchia, che culo. Ok, a posto. Secret of Evermore. No, Secret of Mana allora. Ok. Questo è War. Allora, dai, però l'ho indovinato. Dai. Ah, Plague Questo è Tale? Plague. Primo? Primo penso. Sì. Ok. Oh, Non ne ho idea. questa è un'avventura grafica. Vecchio stile, vecchio stampo. Was? Ah, Westland. Quale però? Penso il primo. Il primo Westland. Francesco Simulator? Che cazzo sei? Ok, a posto. Battlefront. Ah, mi era arrivata questa foto prima comunque. Però il nuovo. Ma perché fa queste cose? Dai, Franci, vediamo questo se lo indovini. Ah, va bene. Qualcosa la sai allora, dai. Bravo. Sì. Si sta aprendo un multiverso. Ecco, se lo fa lui potrebbe uscirci qualcosa di particolare. No, questo non so. Non so. Questo non ne ho la più pallida idea. Niente. Allora, noi possiamo comunque lasciarlo così e io domani mattina rispolvero l'anticarte del posto sui social e vediamo un attimino se esce qualcosa. Francesco, noi ti stiamo chiedendo aiuto e tu ce lo dai. Va bene. Qualche volta ci hai dato qualche rispostina qua. Allora, osservatelo. Vediamo se... Ecco, appunto. L'ha mandata adesso? Ok. Allora, io vado a riposare perché a questo punto domani alzo presto, mi organizzo tutto, mi setto tutte le cose e poi... Quindi, buonanotte a tutti, buonanotte Pierluigi, buonanotte Francesco, buonanotte a Cristian che se n'è andato e buonanotte anche tutti. chi è ancora collegato. Ragazzi, ci vediamo domani, accendiamo Re Fantazio
e giochiamo. Non ci ho fatto manco la pubblicità che me lo voglio godere proprio Ci sta. io medesimo di persona. È anche giusto. Ci vediamo tra un paio di ore. Buon Re Fantazio a tutti.